Una città da percorrere a piedi, pedonalizzata e con più parcheggi. Questo è l'obiettivo da qui ai prossimi 10 anni del Comune di Treviso, che ha presentato il nuovo piano per la mobilità sostenibile. L'analisi: 4 residenti su 10 si spostano in auto per tragitti inferiori ai 3 km. Se non usassero la macchina, dice il Comune, il traffico sarebbe già alleggerito. La squadra mobile di Treviso stringe il cerchio attorno all'uomo sospettato di aver appiccato il fuoco davanti al locale in piazzetta San Parisio. Di altri attacchi incendiari, a breve la svolta. Il settore dei trasporti e della logistica è in forte difficoltà. Il conto della manodopera che non c'è diventa sempre più netto. Solo nella Marca mancherebbero 1000 lavoratori. La CGIL servono stipendi adeguati. Dopo le dichiarazioni di ieri del presidente di Save Enrico Marchi, la preoccupazione degli albergatori veneti sulla gestione dei passeggeri negli scali. Serve un piano concordato con le categorie. Via libera della Regione a prenotazione e somministrazione della 4ª dose di vaccino anti-Covid per gli over 60. 4 hub pronti nell'ULS 2, chiesta la collaborazione di medici e farmacisti. Troppi schiamazzi e disagi, soprattutto di notte, nell'area con la gestrine per bimbi di Corbanese a Tarzo. Il sindaco Boff decide di recintare l'area, chiuso per motivi di ordine pubblico. Un francobollo commemorativo per il bicentenario della morte di Antonio Canova. Via libera la proposta del deputato della Lega Paolin. Felice per la mia Possagno, dice il parlamentare. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque, in primo piano lo sguardo alla Treviso del futuro, da qui a 10 anni, la Treviso del 2032. Questa mattina la Giunta ha presentato il nuovo piano per la mobilità sostenibile. L'obiettivo è proprio la pedonalizzazione, una città da percorrere a piedi e con più parcheggi. Sentiamo. Da oggi parte una rivoluzione nella mobilità cittadina che poi vedrà vari step applicativi. Vedrete le aree pedonali crescere. Questa la Treviso del 2032, stando almeno al cosiddetto PUMS, il piano urbanistico di mobilità sostenibile, quasi 500 pagine che vogliono delineare lo sviluppo della città da qui ai prossimi 10 anni. L'adozione di questo strumento permetterà a Casugana di accedere ad appositi bandi di finanziamento sia nazionali che comunitari, tra le linee quella di una pedonalizzazione spinta anche di nuove zone del centro città attualmente non interessate, seppure a una condizione ben precisa. Le aree possono essere molteplici, vanno da Borgomazzini a Viale Cadorna, piuttosto che a Sant'Agostino. Le aree possono essere diverse, però voglio sempre ribadire, questo va di pari passo con la possibilità di parcheggiare l'auto o utilizzare un mezzo pubblico o una bicicletta in maniera efficiente. Aree di sosta che il piano già prevede, sottolinea il vice sindaco, passando in rassegna le principali in programma. Abbiamo individuato il parcheggio interrato di Piazza della Vittoria, abbiamo individuato un parcheggio che verrà raddoppiato in via Foscolo, quindi in area stadio, immaginiamo un altro parcheggio a sud nell'area dell'ex Telecom, quindi amplieremo l'offerta di parcheggi, però attenzione, io non ho mai creduto che parcheggi molto distanti dal cuore del centro siano efficienti. Tutti questi parcheggi di cui stiamo parlando sono a ridosso delle mura. Un piano senza ideologie, rimarca il sindaco Mario Conte, che comprende nuovi accessi e ciclabili, servizi navette e mobilità condivisa. Certo, fin da subito si possono già modificare gli atteggiamenti. Lo stesso comune ha certificato un fenomeno. Oltre il 40% degli spostamenti in auto a Treviso ha una lunghezza inferiore ai 3 km, tratti che quindi potrebbero essere dai più percorsi a piedi o in bici. Significa che già da domani mattina, quindi non fra 10 anni, potremo diminuire notevolmente il traffico nella nostra città sostituendo le auto con le biciclette o addirittura con i pedoni. Si apre ora un'estate di confronto. Il piano può essere visionato negli uffici e online. Il termine per le osservazioni scade il 30 settembre. Intanto in città, in centro, sono iniziati ieri i lavori per la sistemazione del porfido, tra i commercianti, disagi e rassegnazione. Finché abbiamo la musica alta non ci disturbano più di tanto, però prima stavo passando e comunque danno un po' fastidio, però vabbè, non ci possiamo fare niente. Sono cominciati i lavori di sistemazione del porfido in centro che andranno avanti per 90 giorni nel tratto tra la Loggia dei Cavalieri e Piazza e Ponte San Leonardo. Tra il forte rumore e i disagi i commercianti sono rassegnati nonostante temino che si protraggano a lungo e che vadano ad impattare in negativo le vendite in un periodo di saldi estivi. Lavoriamo un po' pochetto, ecco. In questo momento non abbiamo
ancora un'idea ben precisa. Con le esperienze passate un minimo disagio sicuramente lo creeranno. Che dobbiamo sopportarlo finché non saranno finiti i lavori. Vi stanno creando disagi nelle vendite o con clientela? Indubbiamente c'è un disagio. Il cantiere è stato organizzato in 3 sezioni e l'accesso per questa prima fase è garantito al transito pedonale fino a San Leonardo. Tra i residenti c'è chi pensa che i lavori di sistemazione del porfido non serviranno a nulla, in quanto il manto stradale verrà nuovamente rovinato dal passaggio degli autobus. Lavori che vanno avanti per 90 giorni, disagi? Tantissimi, come sempre. A parte il rumore, immagino di sì, creerà un po' di disagio, però vediamo, insomma. Lei sta qua tutto il giorno o si dà il cambio con qualche collega? No, io sono qua tutto il giorno. Quindi tutto il giorno sente questo rumore? E com'è lavorare questo rumore? Mi adatto, non sono proprio così contento, però insomma è una cosa che bisognava fare, capisco. È un gran problema, è un disturbo enorme. Perché tutti questi autobus che non passano qui dal centro, soprattutto l'uno che va all'ospedale, il 3 che va alla stazione, il 10 che va alla stazione, per noi altri sono problemi. Restando in centro ma con la cronaca, potrebbe avere le ore contate il piromane che ha dato fuoco all'esterno del locale Chimeia in piazzetta San Parisio a Treviso. L'abbiamo raccontato ieri. Gli uomini della squadra mobile hanno infatti visionato le immagini delle telecamere di sicurezza e sentito alcuni testimoni. Domani potrebbe esserci la svolta nelle indagini. Come sapete c'è un sospettato, un 50enne. Nel giro di qualche settimana sono stati 2 gli episodi. Prima il piromane ha dato fuoco all'ingresso dell'abitazione di uno dei titolari dell'osteria Muscoli e poi le fiamme si sono levate all'esterno del locale Chimeia, provocando danni anche all'interno e alle cucine. Potrebbe trattarsi appunto della stessa persona. Indagini serrate della polizia che forse già domani potrebbero dare definitivamente un nome e un volto al piromane. Torneremo alla cronaca più tardi, adesso parliamo però di mancanza di personale, crisi di organico e non solo nel settore privato, l'abbiamo raccontato tante volte. C'è anche un problema ad esempio all'interno della struttura importantissima e fondamentale dei Vigili del Fuoco di Treviso, lo ha confermato e ribadito il neocomandante di Treviso Giuseppe Costa, che parla di una carenza di personale del 22%. Il centralino del 115 è sempre più infuocato, numerose le chiamate dei cittadini per le richieste di interventi e soccorsi e loro, i vigili del fuoco, sono sempre in prima linea, ma alle prese con una criticità non da poco, la carenza di personale. Quindi noi abbiamo una carenza di personale che è all'incirca del 22%. E sono 22 capisquadra che ci vengono a mancare più 25 vigili, quindi complessivamente abbiamo 57 unità in meno rispetto alla pianta organica che è di 306 unità. Ad aggravare la situazione già difficile la pandemia, l'aumento dei contagi ha colpito anche le caserme dei Vigili del Fuoco del Trevigiano. Attualmente noi abbiamo all'incirca 18 unità su tutti i turni, compreso ovviamente le amministrative e tutti quanti. Mi sembra che un paio stanno rientrando fortunatamente. Fra l'altro c'è un altro aspetto da non sottovalutare, spiega il comandante, situazione che stiamo monitorando. Aspetto che comunque abbiamo segnalato anche al centro, perché mentre prima c'era lo stato di emergenza, questo per noi che cosa comportava? Comportava la possibilità di poter richiamare personale fuori turno per sostituire il personale che era positivo al Covid. Oggi purtroppo non è assolutamente così. Essendo cessato lo stato di emergenza, il Covid viene trattato come malattia ordinaria, quindi non può essere più richiamato il personale. Ma nonostante tutto, i Vigili del Fuoco sono sempre pronti ad intervenire. Gli incidenti rimangono l'emergenza più importante, ma non solo. Poi abbiamo anche una fetta anche sugli incendi. Quando dico incendi parlo non di incendi di fabbriche, ma di incendi in generale. E questo ad esempio in questo periodo di siccità stiamo facendo anche parecchi interventi di incendi di sterpaglia e anche qui secondo me bisogna utilizzare un po' più di prudenza, perché gli incendi di sterpaglia sono sempre incendi che vengono provocati o per imprudenza e quindi oppure sono degli incendi di carattere doloso, però la maggior parte sono proprio per imprudenza.
E la carenza di personale si fa sentire in tanti settori, l'abbiamo raccontato, non ultimo quello di trasporti e della logistica. Soltanto nella Marca mancherebbero all'appello 1000 lavoratori. Mancano 1000 addetti nel settore tra autisti e magazzinieri. Questo solo in provincia di Treviso. Riferito alla provincia di Treviso. La cifra è tonda, l'emergenza netta, il settore dei trasporti e della logistica soffre una crisi di personale forse senza precedenti, difficile invertire la tendenza nel breve periodo anche se una priorità è evidente. Sicuramente l'aumento della retribuzione è oggi una necessità e sicuramente per le imprese che operano in questo settore diventa una condizione sine qua non per poter trovare del personale. Altra condizione è quella di agevolare il flusso della manodopera straniera, richiesta peraltro avanzata anche dalle associazioni degli imprenditori, un tema da affrontare senza slogan, dicono dal sindacato. Un focus a parte per la logistica riguarda il lavoro in aeroporto, un tempo appetibile, oggi non più. Gli stipendi sono andati mano a mano riducendosi, soprattutto rispetto anche al costo della vita anche negli ultimi mesi. E i carichi di lavoro intesi anche come turnistica sono sempre più difficili da gestire. Questione economica e di organizzazione quindi che comincia a farsi sentire anche sul traffico aereo nostrano, sullo sfondo la protesta che riguarderà pure il Canova. Lo sciopero di Ryanair, che è l'ulteriore dopo quelli fatti a giugno, quello di domenica, sono previsti solo a Treviso la cancellazione di 14 voli e anche lì le rivendicazioni sono quelle relative a ritmi di lavoro stressanti, eccessivi e a retribuzioni non conformi, nel caso di Ryanair in particolare, nemmeno ai minimi contrattuali previsti dal contratto nazionale. E a proposito dei aeroporti, ieri abbiamo fatto sentire le parole del presidente di SAVE, Enrico Marchi, che a proposito proprio della carenza di personale ha parlato del caos voli e di un'estate che sarà critica sul fronte degli scali, chiedendo anche ai passeggeri di fare qualche sacrificio, parole che non sono piaciute evidentemente agli albergatori. Abbiamo visto che la gente ha riscoperto il piacere di viaggiare in aereo. Sappiamo che quest'anno avranno un'esperienza meno bella di quello a cui erano abituati. Noi stiamo lavorando perché da quest'inverno, per ridurre al minimo ora, ma perché da quest'inverno e dall'estate prossima si ritorni alla piacevolezza dei voli aerei come eravamo sempre stati abituati. Quest'estate però i disagi non mancheranno. Le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente di SAVE sul caos delle ultime settimane negli aeroporti, in particolare al Marco Polo di Tessera, preoccupano gli albergatori. Stiamo guardando e assistendo con preoccupazione a quanto sta avvenendo nel sistema del trasporto aereo e anche nel sistema della gestione dei servizi aeroportuali. I ritardi spesso accumulati dei voli o le cancellazioni stanno creando dei disagi, delle difficoltà anche nella gestione dei clienti, sia nelle fasi dei check-in, nelle fasi dei check-out da parte degli operatori. Ed è evidente quanto il sistema infrastrutturale sia un elemento fondamentale nella ripartenza del turismo in un momento in cui il mercato internazionale ha ripreso a viaggiare con ritmi abbastanza sostenuti. È chiaro che tutto questo rischia di avere dei impatti anche significativi sulla valutazione complessiva di una vacanza o anche sul processo decisionale di una destinazione piuttosto che un'altra per trascorrere il periodo delle proprie ferie. In effetti la prospettiva di prenotare un volo per andare in vacanza, magari solo qualche giorno, non è certamente allettante, soprattutto se, come è accaduto per molti passeggeri, i voli ritardano di ore, a volte partono il giorno seguente e in altri casi vengono direttamente cancellati. E così quello che dovrebbe essere l'inizio di un momento di relax dopo un anno di lavoro rischia di trasformarsi in un incubo. L'auspicio è che tutto questo si possa risolvere velocemente e che si metta a sistema anche un piano che lavori in modo sinergico con tutti gli attori del turismo, finalizzato appunto alla ripresa di un settore che ha sempre costituito una parte importante del PIL regionale e nazionale. Secondo Schiavoni, i fatti di queste settimane rimettono al centro una priorità per il Veneto, quella di investire e potenziare la rete infrastrutturale in modo da riuscire così a superare le fasi complicate e complesse come questa.
Parliamo di mobilità, dai trasporti alla mobilità e torniamo a parlare della superstrada pedemontana veneta con le parole di oggi del capogruppo del Partito Democratico del Veneto Giacomo Possamai, primo firmatario di una mozione respinta dalla maggioranza nel corso della seduta odierna. La bocciatura di oggi della mozione che chiedeva di ripristinare l'esenzione del pagamento del pedaggio della superstrada pedemontana per i residenti dei 70 comuni per cui era già stata prevista la gratuità rappresenta, dice Possamai, non solo l'ennesima sconfessione di quanto era stato promesso in origine, ma fa capire come non vi sia nemmeno la volontà politica di intervenire incontro alle richieste dei territori. Un pessimo segnale, lo definisce Possamai. Attualmente, continua il capogruppo PD, la pedemontana risulta essere uno dei tratti stradali più cari d'Italia, con un pedaggio di quasi 16 centesimi a chilometro. Basti pensare che rispetto allo scenario ipotizzato nel 2010 non solo è stata cancellata l'esenzione, ma i 10 euro che all'epoca venivano considerati eccessivi per percorrere tutti i 94 i chilometri della pedemontana oggi bastano a malapena per percorrere un tratto già aperto da Malo a Montebelluna, così Possamai dal Consiglio regionale. Il tema dunque dei pedaggi resta caldo per la pedemontana, ma c'è un altro tema caldo che, allargando il raggio, riguarda un po' tutti, perché c'è un governo in difficoltà, c'è un governo addirittura in bilico, lo sappiamo, lo scontro tra Draghi e Conte, il Movimento 5 Stelle, le parole di queste ore di Draghi, il governo con gli ultimatum non lavora, riferito alle parole proprio del leader del Movimento 5 Stelle Conte, ed è una giornata quindi convulsa, un governo sempre più in bilico. Dai sindaci del Veneto, per bocca del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, arriva l'appello alla responsabilità. I sindaci sono una cosa, la politica romana oggi sta dando dimostrazione di altro, quindi l'appello che faccio è quello di essere responsabili nei confronti della cittadinanza. La gente oggi ha bisogno di risposte e quindi non può e non vuole capire altre dinamiche legate a inciuci di palazzo che in questo momento sono distantissimi dai bisogni della gente. È questo il messaggio che il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte invia a Roma, dove il governo Draghi non è mai stato così in bilico. Sullo sfondo l'astensione dei 5 Stelle alla Camera sul decreto aiuti, che se replicata al Senato giovedì potrebbe aprire una ferita insanabile all'interno della maggioranza. Lo stesso Giuseppe Conte in queste ore ha ribadito di essere in attesa di risposte da parte del Premier il prima possibile, alimentando incertezza politica. Duro il pressing dell'ex grillino Luigi Di Maio. Il Movimento 5 Stelle dica se è dentro o fuori all'attacco Forza Italia. Chiediamo quindi al Presidente Mario Draghi di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata. Parlare di una possibile caduta dell'esecutivo non è più un tabù nemmeno nel centrosinistra. Il Paese sarebbe certamente un problema serio, perché il governo Draghi è un governo autorevole sia a livello nazionale, e questo lo si vede anche dall'appoggio che i cittadini danno alla sua figura e all'azione appunto di tutto il governo. E poi sarebbe una sciagura anche dal punto di vista delle relazioni internazionali. Buttare all'ortica in un momento come questo, così delicato, un patrimonio di questo tipo sarebbe certamente una sciagura, ma poi io credo che sarebbe un errore politico anche per i 5 Stelle. Dinamiche che potrebbero quindi impazzire da un momento all'altro. Gli stessi amministratori del territorio ne sono consapevoli. Venerdì a Vicenza sono stati convocati gli stati generali dei comuni veneti, a cui sono stati invitati a partecipare anche diversi ministri come Gelmini, Bonetti, Brunetta e Giovannini, stati generali che si concentreranno sui temi concreti. Altrettanto si chiede ai palazzi centrali del potere. I sindaci sono totalmente dedicati a dare risposte alle comunità che stanno vivendo un periodo post-pandemico molto complicato, con una guerra in Europa in corso e con un futuro davvero molto incerto. Stanno crescendo i problemi legati agli aspetti sociali, c'è molta preoccupazione per quanto riguarda il lavoro, quindi i sindaci sono in trincea quotidianamente per dare risposta alla nostra comunità, è quello che noi chiediamo anche alla politica romana. Parliamo della vaccinazione anti-Covid, la quarta dose per gli over 60, con una circolare firmata dal direttore generale della Sanità Luciano Flora, inviata oggi ai direttori generali delle ULSS e aziende ospedaliere venete. La Regione ha dato avvio alle procedure. L'erogazione e le prenotazioni dunque saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della determina di AIFA, quindi molto probabilmente da giovedì, anche se non c'è l'ufficialità. Nell'ULSS 2, spiega il direttore generale Francesco Benazzi, la platea potenziale di 170.000
30.000 persone di over 60 potranno vaccinarsi agli hub di Villorba, Conegliano, Asolo e San Vendemiano. Vaccinazioni possibili anche dai medici di medicina generale e nelle farmacie che aderiranno alla richiesta appunto dell'ULSS 2 di coadiuvare l'azienda sanitaria in questa operazione, come già successo. Ricordiamo che è necessario prenotarsi nel portale web, quindi sono vaccinazioni con prenotazione per evitare di dover attendere in coda il proprio turno nel caso si vada senza prenotazione. Quindi per evitare le code è meglio prenotarsi per la quarta dose di vaccinazione anti-Covid over 60. Pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo alla cronaca, un'operazione della Guardia di Finanza. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, dunque lo dicevamo prima della pubblicità, la Guardia di Finanza, le fiamme gialle di Padova in azione dal capoluogo appunto padovano a Treviso, alla Marca Trevigiana. Sequestrati beni per 600.000 euro a 2 società operanti nel commercio di materiale elettrico e ai relativi amministratori accusati di frode dell'IVA. Il provvedimento è arrivato dopo un'indagine che ha portato alla luce un complesso sistema di evasione fondato sul mancato pagamento dell'IVA ad opera di 6 società, tutte operanti nello stesso settore, eseguite perquisizioni a Padova, Latina e Pomezia in provincia di Roma. È emerso un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti emesse e ricevute dalla società patavina, poi trasferitasi a Treviso, amministrata da una persona già coinvolta in reati tributari, che risultava avere un unico fornitore estero di origine polacca e un unico cliente italiano con sede latina. Allo stesso modo, la frode ha visto il coinvolgimento di un'altra impresa della provincia di Treviso che si è avvalsa sempre del medesimo fornitore europeo per documentare fittiziamente i propri acquisti. 6 persone sono state denunciate per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di poco superiore ai 4,2 milioni di euro. 2 feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, e poi il traffico però paralizzato per almeno 2 ore. Il bilancio dell'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 9, lungo la tangenziale di Treviso, nel tratto compreso tra l'aeroporto Canova verso Paese. Coinvolte nello schianto 2 auto e un mezzo pesante. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Treviso con il personale di prima partenza che ha messo in sicurezza i mezzi, mentre i conducenti delle auto, una 60enne e un 71enne, feriti lievemente, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello. Illeso l'autista del mezzo pesante, un cittadino romeno di 56 anni. Come detto, la polizia locale di Treviso è intervenuta sul posto per deviare il traffico, eseguire i rilievi. Ci sono volute 2 ore per rimuovere poi i mezzi, per cui il traffico, soprattutto in un'ora molto trafficata, insomma, molto in cui le auto percorrono, tante auto percorrono la tangenziale di Treviso in quell'orario, ovviamente ha subito pesanti conseguenze. A Tarso adesso, a Tarso dal sindaco Gianangelo Boff, che di fronte a schiamazzi e disagi, soprattutto di notte, in un piccolo giardino, anzi in una piccola area per bambini con giostrini, decide per la linea dura chiudere, recintare proprio quell'area. Sentite. Il parco per bambini questa mattina si presentava così, chiuso con un cartello esplicito, per motivi di quiete e ordine pubblico. Il sindaco Gianangelo Boff, esasperato dalla situazione, ha deciso di usare il pugno di ferro. Quest'area giochi per piccolini durante la sera fino a tarda ora veniva frequentato da ragazzini. Questo punto di aggregazione, per come lo gestivano loro, cioè con urli, schiamazzi, si mettevano a giocare a calcio con le macchine parcheggiate eccetera, era assolutamente sia pericoloso per loro, perché abbiamo comunque una viabilità che passa, ma anche perché appunto essendoci questi assembramenti creavano schiamazzi e c'era veramente poca educazione anche nelle risposte che poi davano ai residenti che si affacciavano. Più volte il sindaco di notte si recava al parco per chiedere rispetto per le persone che vivono nella zona e la mattina devono andare a lavorare. Non solo. Più volte sono passati anche la polizia locale nell'orario notturno proprio per dissuaderli
dai comportamenti che c'erano in atto. Abbiamo visto che questo non ha avuto nessun tipo di risultato né sui bambini né sulle famiglie. A questo punto abbiamo dovuto interdire l'utilizzo dell'area. Ora nel parchetto non entrerà più nessuno, né di giorno né di notte, questo fino a quando verrà realizzata una recinzione con cancello da poter chiudere durante le ore serali. Purtroppo mi scuso e mi dispiace per i bambini piccoli che di giorno venivano qua con le mamme, ma come si dice, per colpa di qualcuno poi non si fa credito a nessuno, e quindi abbiamo dovuto prendere questo provvedimento, che magari è un provvedimento drastico, però dovevamo rispondere anche alle famiglie che qui abitano e hanno diritto di vivere qui. Noi continueremo a sorvegliare questa zona, termina Boff. Se sarà necessario adotteremo altri provvedimenti estremi come questo, perché capiscano che in un paese civile ci vuole la convivenza civile e ci vuole l'educazione e il rispetto per tutte le persone che devono vivere tranquillamente in un paese. Torniamo in città a Treviso, ed è una Treviso Pride caratterizzato da tanti dissidi e divisioni interne, quello previsto per il prossimo 23 di luglio. Io non presenzierò, anche un po' per principio, perché penso che il Pride sia una manifestazione inclusiva e già la partenza, il fatto di aver escluso svariate associazioni che si interessano dei diritti, come per esempio Agedo, come le famiglie Arcobaleno e come soprattutto il coordinamento LGBT, è già una partenza che a me non va. È netta la presa di posizione della consigliera comunale di Treviso del PD Michela Nieri, che prende le distanze dall'organizzazione del Treviso Pride previsto per sabato 23 luglio e che non ha ottenuto nemmeno il patrocinio del comune. Secondo Nieri, vicina da anni al coordinamento lesbiche, gay, bisessuali, transgender, eterosessuali di Treviso, si tratta di una vera e propria occasione persa di dialogo e di inclusione da parte delle sigle promotrici nei confronti del coordinamento e di tutte le altre associazioni a favore del mondo LGBTE. Il Pride di Treviso invece è molto anomalo perché non è inserito in alcuna lista né nazionale né regionale del Pride, il che fa pensare che parta da associazioni sicuramente locali che hanno tutte le buone intenzioni, ma che non sanno come funziona un Pride. Dissensi che arrivano da ogni sfera istituzionale in città, specialmente dal primo cittadino totalmente contrario a prendere parte alla manifestazione, nonostante il comune sia sempre presente quando si tratta di difendere i diritti e gli orientamenti sessuali di ciascuno. Ma come ribadisce Nieri, la città va preparata per ospitare un evento di questo genere. Apprezzo la buona volontà, però le cose si fanno tutte insieme e soprattutto si deve chiedere anche a chi è dentro le cose, non svegliarsi una mattina e chiamare una sfilata Pride. Per me e per i miei concittadini di Possagno è motivo di grande soddisfazione l'aver appreso che la mia richiesta rivolta al ministro Giorgetti per l'emissione di un francobollo commemorativo per il bicentenario della morte dell'artista Antonio Canova finalmente ha trovato la ufficializzazione nel programma di emissione delle carte valori postali per l'anno 2022. Lo dice in una nota il deputato trevigiano della Lega Giuseppe Paolin, che continua: è mia intenzione proporre al presidente della commissione carte valori postali e filatelia Fabio Gregori che l'immagine del futuro francobollo rappresenti il tempio del Canova, chiesa progettata dall'artista quale dimostrazione e attaccamento al luogo natio e ai suoi abitanti, luogo in cui sono gelosamente custodite le spoglie di Antonio Canova. E di nuovo a Treviso, a Palazzo Giacomelli, per una mostra che racconta l'animo artistico a 360 gradi, ma soprattutto quello pittorico di un grande come Dino Buzzati. Questa mostra vuole raccontare le varie capacità creative di Buzzati, perché il Buzzati pittore, il Buzzati giornalista e il Buzzati scrittore erano più o meno noti, ma questa mostra vuole portare fino a quella che è l'ultima evoluzione dei Buzzati. È considerato uno degli scrittori più importanti del Novecento. Dino Buzzati, bellunese trapiantato a Milano, è stato anche giornalista, poeta, drammaturgo, costumista, ma anche pittore. E la mostra aperta a Palazzo Giacomelli vuole raccontare in particolare questa sfaccettatura di una vita dedicata all'arte, sia declinata negli scritti come nei reportage per il Corriere della Sera, sia nelle tavolozze prodotte sin dalla tenera età. Una ricerca continua della fusione tra l'arte letteraria e quella pittorica. L'ultimo quadretto che abbiamo
in fondo a destra, è proprio quel tentativo finale che lui metterà in pratica soprattutto con il poema fumetti e con i miracoli di Valmorel e con disegno quadri particolari in cui ormai scrittura e pittura si fondono. Dall'uomo romantico, primo quadro firmato nel 1924, al vecchio professore, una fine del 1969, nella prima delle 2 sale allestite si scopre un tratto visivo piegato ai particolari della parola scritta, che, per non prevalere sul tratto pittorico, diventa enigmaticamente rovesciata nella casa piccolissima dove le parole sono il vestito di Maria Pia all'interno di uno scrigno dove Buzzati descrive come siano custoditi i segreti fanciulleschi di quando da bambini costruivamo il nostro piccolo paradiso nella capannuccia di Frasca. Un percorso di immagini che più che catturare gli occhi stimola l'anima del visitatore, ennesimo buon motivo per visitare Treviso, ma anche il Veneto. Su questa mostra investiamo molto perché riteniamo che la strategia di promozione del territorio passi per le province, non solo per delle località singole, perché contiamo molto nel valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Anche la cultura è un'eccellenza, nel caso specifico di Dino Buzzati. Adesso le notizie dal Bellunese. Apriamo con l'ultima ora di cronaca di un incidente avvenuto poco dopo le 17:30 circa. Un giovane motociclista di Sandona di Piave in condizioni gravissime dopo essere uscito di strada con la sua moto in Val Cellina tra Longarone e Vajont. Appunto sul posto poi i sanitari del SUEM, il giovane è stato trasportato in ospedale ed è in gravissime condizioni. Ancora non chiara la dinamica di quanto accaduto in Val Cellina con questo giovane motociclista che versa in gravi condizioni ed è di Sandona di Piave. E adesso invece il problema di inflazione, il problema della manodopera che non c'è e che in montagna è aggravato, sono problemi aggravati dallo spopolamento. Per questo serve detassare il lavoro nel Bellunese, spiega un pasticcere molto noto in Alpago che dice solo così le nostre terre possono andare avanti. Per molti stanno diventando insostenibili, malgrado, ripeto, il lavoro ci sia, però questi costi fissi sono aumentati veramente troppo. Materie prime, costi dell'energia e inflazione, anche il lavoro del pasticcere è sempre meno dolce nell'estate dei prezzi che galoppano. Cristiano Gaggione è titolare di un noto locale in Alpago ed è anche presidente di mestiere della Confartigianato Belluno Imprese. E a proposito di mestieri, l'altro tema pressante è la carenza di manodopera che in montagna si somma allo spopolamento progressivo. È così anche qui purtroppo, la domanda c'è, l'offerta anche, però non riusciamo a trovare un punto d'incontro e questa carenza comunque di personale mette in difficoltà anche il buon servizio che le varie attività possono dare. Questione anche di qualità del lavoro e del servizio in un territorio che guarda al turismo sia a chilometro zero che internazionale, da qui la richiesta di tenere in considerazione la variabile montana. Dobbiamo passare a una detassazione, soprattutto qui in montagna, per cercare di trovare un punto di incontro anche con chi presta il proprio lavoro all'interno delle aziende. Credo che la politica deve capire che in montagna è complicato vivere, i costi di gestione e di vita sono totalmente diversi rispetto ad altre zone. Qui la politica deve intervenire, ripeto, con la detassazione e con altre forme di incentivo per far sì che le imprese e le famiglie rimangano a mantenere vivo questo territorio e in ordine. Restiamo in Alpago, ma per parlare di turismo, ieri abbiamo raccontato i timori concreti del settore turismo nella zona della Marmolada, la Marmolada ferita dalla tragedia del ghiacciaio crollato e appunto la pioggia di disdette in zona. In Alpago invece l'afflusso turistico continua ad aumentare nella zona del lago di Santa Croce, ma incombe il timore dell'emergenza idrica. Il nostro viaggio in zona. Veniamo spesso da Belluno, direi che l'hanno sistemato molto bene, ci sono molti servizi, bar, camping, sistemato bene la spiaggia e quindi mi pare un ottimo lavoro ha fatto l'amministrazione.
Noto per i suoi pomeriggi sempre ventosi, per le sue acque cerulee in cui si specchiano indomite le vette dell'Alpago, per i suoi ormeggi pittoreschi, per le piste ciclabili che lo raggiungono e lo costeggiano, il lago di Santa Croce prosegue nel suo percorso d'affermazione come meta turistica di riferimento per i frequentatori di tutto il mondo che trovano in esso il perfetto connubio tra i paesaggi dolomitici e le attività caratteristiche delle località balneari. Tra chi preferisce rilassarsi nella soffice distesa pratosa e prendere il sole e chi si cimenta negli sport velici come la barca a vela, il windsurf e il kitesurf, tra chi pernotta presso il campeggio o gli alberghi e chi si gode un piatto tipico locale sulle rive lacustri. È ben fornito di tutto, quindi c'è la possibilità di fare windsurf, kitesurf e vedo che le persone girano in bicicletta, c'è una bella situazione insomma. Sì, vengo spesso, sì, anche perché abito qui vicino. Dunque. Dai servizi a chioschetti per mangiare, ristorantino, si sta bene. E se la pandemia tuttora inconclusa e l'aumento del costo della vita non fungono certamente da stimolo al settore turistico, il bacino idrico Alpagotto sembra non risentire particolarmente delle criticità per quanto riguarda l'affluenza di visitatori. Quest'anno ne ho vista molto di più degli anni scorsi, sinceramente. Infatti adesso in settimana magari è sempre bene o male, è sempre lo stesso via vai di gente, però nel fine settimana ce ne sono molti. Mi pare che quest'anno ci sia una ripresa. Negli anni passati è stato un po' più complicato, è stata anche determinata da una serie di iniziative che si fanno durante il periodo estivo e che danno anche delle opportunità che non sia solo quella di godere del lago, insomma. Anche al lago di Santa Croce si guarda con preoccupazione nel contesto dell'emergenza idrica. Il sindaco del comune di Alpago, Alberto Peterle, ha infatti diramato un invito alla popolazione a evitare ogni forma di spreco al fine di contenere l'emergenza, anche perché il lago è già un centro nevralgico degli impianti idroelettrici Piave e Santa Croce amministrati da Enel. E questo è un problema che non riguarda solo il lago di Santa Croce, è un problema complessivo generale, per cui è così, non possiamo farci niente. C'è una centrale elettrica che può darsi che un po' di acqua ogni tanto venga succhiata. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al meteo. Avanza l'anticiclone africano che via via si espande sull'Italia. Ci attende una nuova ondata di caldo intenso. Vediamo il dettaglio di mercoledì 13 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi, salvo per possibili cumuli pomeridiani sulle Alpi, ma insomma senza piogge. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 29 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo limpido, passaggio di qualche velatura sui monti ma non sono previste piogge. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime sui 27 e 31 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, sarà in gran parte sereno. Temperature minime intorno ai 17 gradi, massime sui 33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.